Ed eccoci di nuovo in diretta, torniamo a parlare invece di attualità, di un tema che riguarda l'attualità. Oggi c'è una novità che riguarda proprio il comune di Verona. Dal sito veronadaily.it leggiamo questa notizia che caratterizzerà anche l'apertura del nostro quotidiano serale Daily. A Verona si va verso la mascherina anche all'aperto già da sabato. Questa è la decisione del sindaco Federico Sbuarina, a meno di nuove norme nazionali chiaramente che anticipino un po' questa decisione. A Verona entrerà in vigore l'obbligo di indossare il dispositivo anche all'aperto su tutto il territorio comunale per l'intero periodo delle feste. Sapete che sono aumentati i flussi turistici proprio in occasione anche delle ultime festività. Il sindaco ha ritenuto opportuno adottare questa misura per sicurezza. E a proposito di sicurezza, ma nei luoghi di lavoro, c'è un osservatorio veneto molto interessante che fornisce dati precisi e puntuali. Stiamo parlando dell'osservatorio sicurezza Vega e noi abbiamo in collegamento Federico Maritan, che è proprio il direttore dell'osservatorio. Benvenuto direttore. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei per aver accettato invece il nostro invito. Dicevamo, parlando di sicurezza, soprattutto nei posti di lavoro, il vostro osservatorio ci dice che il Veneto è tra le regioni più sicure da questo punto di vista, anche se noi come Verona notiamo che la statistica, poi la commenterà dei dati, registra ancora il maggior numero di infortuni da Covid sul lavoro. Partiamo innanzitutto da questo primato, che magari non so se sia un primato assoluto, comunque un buon posizionamento della nostra regione nella classifica, nella statistica, per difetto chiaramente, di morti sul lavoro purtroppo a causa della pandemia. Sì, no, quello che lei sta dicendo è corretto. Naturalmente stiamo parlando, lo ribadisco, di infortuni connessi con la pandemia e quindi col virus del Covid-19. Per quanto riguarda gli infortuni mortali, il Veneto effettivamente si va a posizionare tra le regioni con l'incidenza più bassa a livello nazionale. Cosa significa incidenza? L'incidenza è il rapporto tra gli infortuni avvenuti e il numero di lavoratori esposti. Quindi perché parliamo di incidenza? Perché è evidente che nelle regioni con una popolazione lavorativa più numerosa inevitabilmente questo numero di infortuni non può che essere maggiore rispetto a quelle che hanno una popolazione lavorativa più contenuta. Ecco il motivo per cui spessissimo la Lombardia è in cima alle classifiche, cioè per il motivo che ha appunto un numero di lavoratori molto elevato. Ripeto, facendo il ragionamento in termini di incidenza, il Veneto effettivamente è tra le regioni più sicure, almeno diciamo per quanto riguarda la pandemia nei luoghi di lavoro. Dall'inizio della pandemia il Veneto ha registrato 35 decessi correlati o concausati, chiaramente causati dal Covid, e dicevamo prima, insomma, un maggior numero invece di infortuni proprio nella nostra Verona. Noi la stiamo contattando proprio dal capoluogo scaligero con 4.482 denunce proprio da infortunio causa Covid. Anche questi dati, insomma, il pubblico a casa magari non li mastica tutti i giorni, non li conosce, in realtà sono dati abbastanza significativi. Voi come Vega avete fatto comunque anche un'indagine non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Sì, di fatto questi sono dati appunto a livello nazionale e come accennavo prima appunto il Veneto si trova tra le posizioni diciamo più basse in questa classifica degli infortuni. Rimaniamo nell'ambito degli infortuni mortali tanto. E accennavo anche prima alla necessità di valutare questi dati in termini di indice di incidenza e non tanto di numero effettivo di infortuni, perché come dicevo il numero di infortuni in qualche modo è correlato al numero di persone esposte. Se noi ragioniamo in termini di incidenza scopriamo anche delle cose curiose, inaspettate, come per esempio il primo posto del Molise tra le regioni diciamo che hanno avuto che hanno il più alto numero di incidenza per infortuni dovuti al Covid. Ecco, quindi è sempre importante quando si fanno le statistiche elaborarle e leggerle correttamente. Diversamente, ripeto, ci troveremo di fronte all'evidenza che la Lombardia è al primo posto, come sappiamo, per numero di infortuni, in questo momento sono 194 il numero complessivo e quindi un'evidenza anche dovuta
in parte al fatto che, come sappiamo tutti, la pandemia è scoppiata in quella regione, che si è trovata, diciamo, per prima a essere colpita pesantemente, ma in parte anche perché effettivamente ha un numero di persone che la abitano e che vi lavorano che è molto più alto rispetto alle altre regioni. Facciamo vedere proprio la statistica di cui ci sta parlando, ci sono delle tabelle che ci aiutano a comprendere anche questi dati. Qui siamo sulla ripetizione per regione di infortuni con esito mortale, quindi come vedete il Molise, come ha detto correttamente Maritan, si trova al primo posto come incidenza, chiaramente, esatto, rispetto al numero degli occupati. Il Veneto si trova in 16ª posizione, quindi verso il fondo della classifica. Per quanto riguarda invece gli infortuni, ripartizioni per regione, come ci ha anticipato lo stesso direttore, vedete la Lombardia al primo posto, il Veneto che è diciamo a metà di questa classifica, purtroppo non felicissima, comunque in fondo alle principali regioni italiane. Direttore, Vega Engineering è uno studio di consulenza e di ingegneria. Nel 2010, se non sbaglio, è nato l'osservatorio. Perché, con quali caratteristiche, quali erano gli obiettivi allora di dare vita a questa, diciamo, realtà che è molto preziosa anche per noi giornalisti, chiaramente? Sì, come dice lei correttamente, la nostra società di ingegneria si occupa tra l'altro di sicurezza sul lavoro, e questo ha da sempre richiesto di conoscere tutte quelle informazioni che possono essere utili per prevenire gli infortuni. Naturalmente l'andamento degli infortuni sono tra queste informazioni per noi preziosissime. Una decina di anni fa, quindi, quando abbiamo iniziato diciamo, a raccogliere queste informazioni, quindi abbiamo attivato il nostro osservatorio, era molto difficile avere dati in tempo reale, diciamo, quindi scadenzati per esempio con cadenze mensili. E abbiamo noi lavorato in questo senso, abbiamo iniziato a raccogliere dati anche su canali paralleli o comunque diversi da quelli che erano quelli ufficiali, tipicamente quelli dell'INAI, per appunto andare a raccogliere e poi quindi anche pubblicare, perché poi queste sono informazioni utili a tutti coloro che si occupano di prevenzione di infortuni sul luogo di lavoro. I dati noi abbiamo iniziato a pubblicarli con cadenza, appunto dicevo, mensile circa una decina di anni fa. Col tempo mi piace pensare di aver, diciamo, spinto anche istituzioni e enti che si occupano di questa cosa, tra cui l'INAI. Anche appunto l'INAI ha iniziato a pubblicare i dati con le cadenze mensili che ormai, insomma, conosciamo e viste qui recentemente. Quindi questo è stato lo scopo, diciamo, da cui è nato il nostro osservatorio e la finalità che ha sempre avuto e che continua a avere oggi. L'osservatorio ci dice anche, guardiamo qui le ultime due tabelle che dal punto di vista statistico sono rilevanti, che i casi di denuncia di infortunio per Covid suddivise per sesso denotano un 68,3% nei confronti di denunce presentate da donne contro il 31% circa degli uomini, mentre i casi di morte sul lavoro interessano per lo più gli uomini con l'83,2% e soprattutto, questo parliamo di infortuni, nel settore dell'industria e dei servizi per un 96,90%. Le risultano, ho detto correttamente, ho spiegato correttamente questi dati, Sì, direttore? Sì, assolutamente, sono dati corretti e tra l'altro evidenziano un aspetto anche questo piuttosto importante, cioè che in termini di mortalità vediamo che gli uomini hanno una percentuale molto più alta rispetto alle donne, invece in termini di infortunio in generale, quindi diciamo di contagio, la cosa si ribalta quasi simmetricamente. E questo è estremamente interessante da prendere in considerazione, anche perché, se si ricorda, si dice, no, che il Covid risulti più mortale verso il sesso maschile che verso quello femminile, quindi probabilmente questo è un ulteriore dato che va a confermare questa indicazione. Insomma, dati... Ecco, e poi, Sì, prego, direttore. No, dicevo, poi un altro dato, non so se riuscite a proiettarlo, interessante, è sull'ultima pagina del nostro report, dove c'è l'andamento delle curve delle denunce, degli infortuni, dove si vedono chiaramente
i picchi che abbiamo avuto poi anche di contagi nelle varie ondate. E questo a dimostrazione che poi, dicevo prima, i luoghi di lavoro nel Veneto, ma poi più in generale, i luoghi di lavoro possiamo vedere sono luoghi abbastanza sicuri dal punto di vista del contagio, per il motivo che si fa anche presto a intuire, cioè sono luoghi in cui le persone sono molto controllate, in cui vigono delle regole di distanziamento generalmente rispettate e fatte rispettare. Però ciò nonostante comunque anche nei luoghi di lavoro si vedono gli effetti delle ondate pandemiche che stiamo vivendo. E questo è il dato, il grafico che illustra le denunce di infortunio. Con la linea azzurra vediamo il numero progressivo di denunce di infortunio per Covid nell'anno 2020, mentre con una linea rosa, molto più bassa e meno rilevante per fortuna, il numero di denunce per Covid per mese nel 2021. Un dato, nello settembre per esempio del 2020 le denunce erano 182.528, questo sono 850 diciamo nel 2021, capite bene la differenza. E qui abbiamo anche, scusate sono andato troppo oltre, la curva invece dei decessi per Covid, eccola qui, denunce di infortunio con esito mortale, anche qui fortunatamente i numeri sono molto più bassi e questo chiaramente è un dato molto positivo da sottolineare. Speriamo, auspichiamo, siamo sicuri che anche il vaccino abbia fatto il suo corso per queste statistiche, direttore. Ma allora, dal punto di vista statistico direi di sì, l'evidenza è quella. Adesso probabilmente vivremo un'ulteriore ondata, lo sappiamo tutti che questo è un virus che è molto stagionale e credo che i dati dei prossimi mesi confermeranno questa ipotesi, cioè della utilità del vaccino, soprattutto per quanto attiene gli esiti mortali del contagio. Teoricamente dovremmo vedere che si vanno sostanzialmente ad annullare o rimanere molto vicini all'unità come sta succedendo adesso. L'unità per me dico come dato infortunistico nei luoghi di lavoro. Certo, ovviamente ce lo auguriamo tutti. Direttore, grazie per questa sua testimonianza e per questi dati che servono per tracciare un quadro ancora più completo e preciso sul fenomeno, ovviamente pandemico, che speriamo, ci auguriamo tutti che finisca il prima possibile. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buona serata. Grazie, allora noi torniamo alla musica e poi tra poco per il collegamento finale di puntata. Restate con noi.